Ciao Civers, buongiorno. Ho deciso di fare questo vlog a sorpresa questa mattina. Oggi è il 1° aprile, sono le 7 passate da poco, per condividere un attimo con voi le cose belle che ho fatto nel corso del mese di marzo. Mi sono resa conto di aver fatto veramente tante cose e di averne tante altre in serbo per aprile. Ovviamente non è diciamo un video che voglio fare per ostentazione, assolutamente, ma solamente per dimostrarvi che effettivamente, se anch'io comunque che ho un'azienda, un lavoro a tempo pieno da dipendente, sono riuscita a fare tutte queste cose solamente grazie, diciamo, ad una grande determinazione e ad una buona pianificazione, e questi sono elementi che, diciamo, chiunque di noi può avere. Marzo è stato un mese bellissimo in cui ho ottenuto tantissime cose, tantissimi risultati. Primo tra tutto ho lanciato il canale YouTube e ho anche di recente aperto un account Instagram. Lo so che non sembra niente di strano, però in realtà per me affrontare i social è un qualcosa di molto forte e che rappresenta una grande uscita dalla mia comfort zone, per cui sono molto orgogliosa. Anzi, vi lascio qui sotto i riferimenti anche dell'account Instagram in caso vi venisse voglia di seguirmi. Sull'account pubblico principalmente, per adesso insomma è aperto da meno di una settimana, un po' di informazioni sulle cose che faccio quotidianamente per i miei progetti, su come li porto avanti, e niente, magari qualcosa può essere di ispirazione. Pubblico i libri che sto leggendo, pubblico alcune liste, alcune foto di cose che insomma faccio per i miei progetti quotidianamente. Ho lanciato il canale YouTube, quindi ho lanciato l'account Instagram il 26 marzo. Ho fatto un meraviglioso incontro con i miei lettori organizzato dalla biblioteca del comune di Falconara Marittima in provincia di Ancona, e è stato, diciamo, bellissimo finalmente potermi confrontare con i miei lettori, perché vi dico, il libro è uscito ad agosto dello scorso anno e purtroppo a causa del Covid non ho potuto fare alcuna presentazione in nessuna libreria, mi è sempre stato impedito, come a tutti gli scrittori d'altronde, quindi è stato bello per la prima volta confrontarsi con i miei lettori. E ho anche stretto, diciamo, una collaborazione, un nuovo contatto a sorpresa di cui vi parlerò più spesso qui a seguire nel canale, e ancora non vi dico niente, appunto perché voglio finalizzare e preparare del materiale per voi, grazie anche, diciamo, a questo nuovo contatto. Sto anche lavorando un pochino su LinkedIn a livello social, quindi sui miei personal brand in generale, e ho ottenuto un più 4% nel mio social selling index di LinkedIn. Il social selling index è un parametro che misura fondamentalmente quanto è efficace il tuo profilo su LinkedIn, ed è un dato molto utile per monitorare come appunto si sta lavorando su questo social, che è un social appunto sul quale io sto lavorando. In questo mese ho letto alcuni libri, seguito alcuni corsi, dei webinar che spiegavano appunto come ottimizzare il profilo, e ho già messo in pratica alcune azioni e ottenuto alcuni risultati. Poi fatemi sapere se dovesse interessarvi un video specifico, che lo facciamo. Ho letto 16 libri, sia romanzi che saggi, varie cose. Ho seguito fedelmente il mio programma di allenamento, ho una scheda che non tutti i mesi riesco a seguire in maniera perfetta, ma questo mese dall'1 al 31 ci sono riuscita, quindi sono molto orgogliosa. E avevo anche messo in piedi una sfida di dolci, quindi avevo deciso che per questo mese, visto che i mesi scorsi avevo un pochino esagerato, avrei fatto un fioretto, e quindi ho un pochino limitato i dolci che mangiavo durante il giorno, arrivando anche quasi a non mangiarne per niente, e ci sono riuscita quasi tutti i giorni. Ho monitorato tutto sul mio bullet journal e adesso dovrei contare di preciso, non ce l'ho sotto, però sono molto soddisfatta. Ho completato più di 8 ore di corsi su Carriere.it. Come sapete sono ambassador, questa piattaforma mi piace moltissimo, imparo veramente tanto dai corsi professionali ma anche super pratici che ci sono, per cui continuerò anche per il mese di aprile. Ho iniziato a scrivere il mio secondo libro, che in realtà, volendo essere sinceri, sarebbe il terzo, però il secondo è un pochino bloccato, quindi forse uscirà prima questo. I libri a volte nascono in maniera spontanea, così come decidono loro quando devono essere letti, così decidono anche loro quando devono essere scritti, e adesso su questo sono partita molto bene. Ho iniziato da un paio di giorni, vi farò sapere nel corso del mese d'aprile come prosegue la produzione. Ho chiuso il primo trimestre dell'anno con tutti i risultati raggiunti. Come sapete io pianifico moltissimo, e anche quest'anno ho fatto una pianificazione annuale, poi l'ho suddivisa in trimestri, e poi mese per mese vado a dettagliare ancora di più gli obiettivi. Gli obiettivi del trimestre erano 7, erano tutti abbastanza ad alto livello, ma li ho
conclusi tutti quanti mese per mese, un passetto alla volta, e sono arrivato quindi il 31 marzo a poter dire di aver chiuso il trimestre con il 100% dei risultati raggiunti. Ho meditato tutti i giorni per almeno 5 minuti e ho portato avanti anche quello che io definisco il mio Freedom Plan in maniera, diciamo, coerente, pura e pulita con quelli che erano anche qua i miei obiettivi. Il Freedom Plan è una cosa, uno strumento che mi sono inventata per andare a tracciare le cose di cui voglio liberarmi. Ve ne parlerò più spesso in altri video. Io ho affrontato da molti anni un percorso minimalista e nell'ambito di questo percorso minimalista ovviamente non mi limito chiaramente ormai più alla pulizia dell'armadio o della casa, ma ci sono dentro anche tutta una serie di impegni, di vincoli mentali, di caratteristiche sulle quali voglio lavorare e che voglio, diciamo, dar via, buttar via, di cui voglio liberarmi per appunto essere libera. Si chiama Freedom Plan, quindi in questo Freedom Plan ci sono varie cose, vari piccoli mini obiettivi che devo raggiungere ogni mese. Anche qua fatemi sapere se ne volete sapere di più. Per me funziona moltissimo sapere di dovermi liberare, diciamo, di alcune cose per la mia libertà, per il mio miglioramento. Mi piace molto questa idea, mi piace molto questa cosa e quindi sto portando avanti mese per mese questo Freedom Plan. Anche questo mese ho ottenuto tutto quello che mi ero prefissata, anche se ve lo dico non avevo speranza all'inizio, mi sembrava che non ce l'avrei mai fatta, invece alla fine ce l'ho fatta. Obiettivi di aprile ve li racconto, vediamo come andranno, poi magari scrivetemi qui sotto i vostri perché sono sempre curiosissima di conoscere anche quello che fanno gli altri, quello che si danno gli altri come obiettivi. Ho intenzione di fondare una nuova società, una nuova azienda, sarà una piccola azienda, in realtà siamo molti soci, sarà finalizzata principalmente a fare investimenti, quindi non sarà una società strettamente operativa. Entro il 10 aprile insomma dovremo completare tutte le carte, un po' che ci stiamo dietro e adesso spero che ad aprile si finalizzerà. Ho alcune trattative per la mia casa, una piccola casa in vendita che ho intenzione, diciamo, anche qua di finalizzare ad aprile. Speriamo bene, il periodo è un pochino difficile per l'immobiliare, ma la casa è molto carina. Potrei farvi fare un tour, mi piacerebbe, non lo so, anche qua fatemi sapere qua sotto se vi interessa. Ho intenzione di leggere 10 libri almeno, di portare avanti il mio Freedom Plan che è già stato preparato, di continuare con la scrittura del mio secondo libro e arrivare nel corso del mese di aprile, lo sto scrivendo adesso, ad almeno 10.000 parole, ma forse riesco a fare anche un pochino meglio, vediamo. E di continuare con la meditazione e con l'allenamento tutti i giorni. Sicuramente c'è qualcosa che mi sono scordata, ma che comunque mi verrà in mente nel corso del mese di aprile. E niente, questo è quanto, volevo solamente condividere con voi in questo mini vlog quello che sto facendo. Non so se questo tipo di contenuti può interessarvi, era un contenuto spontaneo che mi è venuto proprio così, voglia di dire ok, condividiamo con i miei achievers quello che sto facendo e diciamo proviamo a dimostrare un pochino con l'esempio e ispirare che si possono ottenere tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo, basta prefiggerseli. Ok, io vi saluto per oggi, buon 1° aprile, buon inizio di aprile, buon mese e andate e progettate.